In tempi di crisi anche un posto per uno stage può essere un inizio non solo per qualcuno in cerca di lavoro, ma anche un punto di partenza per decidere le politiche in materia di lavoro. Il comune di Mogliano ha così voluto rispolverare il vecchio bando in materia di lavoro che lo scorso anno aveva visto 11 partecipanti, uno dei quali ora è riuscito a trovare un impiego stabile. Rielabora, riattiva, investi e lavora il nome del bando aperto fino all'esaurimento di 10 posti a disposizione. Si tratta di tirocini in materia di agricoltura, artigianato e commercio finanziati dalla provincia per quanto riguarda la parte assicurativa e dal comune con 500 euro al mese di contributo. Dare più opportunità possibili rispetto proprio al grande tema del lavoro. Il requisito è quello di essere residenti nel comune, l'obiettivo è quello di far rete con le associazioni e i possibili attori del mondo del lavoro, permettendo ai giovani, ma anche a chi ha perso il posto da qualche tempo, di rimettersi in gioco e ripartire. A partecipare sono anche i comuni contermini a Mogliano. Bisogna uscire un po' dall'isolamento del singolo comune e assieme valutare tutta una serie di opportunità che vengono date anche nel momento in cui si ragiona assieme, quindi a livello di area. Il meccanismo è finalizzato ovviamente all'assunzione, il tirocinio avrà durata di 3 mesi rinnovabili e nel caso di assunzioni sono previsti nuovi sgravi per le aziende.